partiamo a parlare della ragione per cui siamo qua. Questo è il nostro catalogo che tutti conoscete. Vediamo se trovo quello di cui dobbiamo parlare stasera, che è la pelle d'elefante. La pelle d'elefante è un effetto che viene fuori, come al solito, da istinto. Quindi una bellissima finitura, molto, molto fuori dalle regole e usabile in tantissimi modi. Oggi ve ne facciamo vedere qualcuno in modo che vi diamo qualche spunto sempre per la vostra creatività. Qui non manco mai di farvi vedere le nostre meravigliose piastrelle, sono tutte dentro nello zaino. Questa è nello zaino con il trolley, che è quella del 2020. Questo invece è lo strumento che serve per fare la pelle di elefante. Bene, allora a questo punto noi prima di tutto, come sempre, vi facciamo vedere qualche parete che abbiamo realizzato qua in azienda, così vi fate un'idea dell'applicazione reale. Intanto dalla regia vi fanno vedere qualche foto del nostro prodotto che viene dal catalogo. Ecco, questo è il nostro catalogo, lo conoscete. Questo qui è un grigio chiaro, molto, molto trendy. Ovviamente con questo prodotto si pensa al bagno, ma e quindi infatti abbiamo fotografato un bellissimo bagno, questo fatto con ipervetro, e poi dopo però è usabile anche altrimenti, è solo questione di fantasia. Qui abbiamo una bellissima camera da letto e ho visto anche che molta gente ha già fatto questo tondo. Ho visto pubblicato diverse volte questo tondo. Si vede che questa idea di andare dietro a una camera da letto è una bella idea. Quindi oggi vi faremo vedere quella lavorazione. Però qui siamo nella nostra stanza tecnica, qui ci sono un po' di computer, ci sono le nostre stampanti, quindi è una zona tecnica e abbiamo giocato un po' con questo rullo. Guardate che meraviglia, questa è una pietra contemporanea su cui abbiamo lavorato con il rullo, così come vi faremo vedere dopo. E poi dopo naturalmente siamo andati su con ipervetro ed è venuta questa cosa particolarissima, molto, molto affascinante, molto fuori dalle regole. Questa invece è un'applicazione più normale, quindi qui abbiamo un bel grigio, lo abbiamo steso, in questo caso l'abbiamo steso con il rullo diritto, mentre oggi vi faremo vedere un'applicazione più confusa. Perché è un'applicazione più confusa? Perché questo si può fare, come vedete è molto bello, guardate che bello che è questo. Questo è applicato così, però per fare questa applicazione dovete stare molto attenti per fare le giunzioni, perché naturalmente in questo caso è un disegno che voi ripetete uno a fianco all'altro. Mentre nell'applicazione che vediamo stasera è tutto più semplice perché applichiamo a casaccio e viene una bellissima pelle di elefante. Adesso, naturalmente, io torno nel nostro centro di consulenze digitali e vi faccio vedere un pezzettino di film, 2 minuti di film, che vi spiega un po' la teoria di questa applicazione. Dal catalogo Segui il tuo istinto 7 vi faccio vedere la pelle di elefante che
possiamo avere in tinta unita, oppure qui abbiamo creato un disegno con questo tondo in questa meravigliosa camera da letto. Qua vi facciamo vedere come fare questo tondo che è un po' più complicato, partendo da questo semplice attrezzo, un chiodo, un filo e tiriamo la riga. Possiamo farvi vedere. Abbiamo qua una domanda che parla del nostro gruppo di Facebook. Allora, prima di tutto qua oggi facciamo vedere veramente un'applicazione che è per gente che non ama le regole. Questo è una finitura davvero particolare, a me piace molto, ma è certamente un po' fuori dagli schemi. Cosa succede? Che qui c'è Carlo Maffia che dice che lui non trova più il sito, il nostro gruppo. Il nostro gruppo c'è ancora, ha cambiato nome, per qualche ragione si vede che tu sei uscito perché sennò Facebook ti avrebbe riportato. Il gruppo ha cambiato nome, si chiama I pittori che non amano le regole. Tra l'altro ho visto che c'è un sacco di gente che ha apprezzato questo cambiamento, anch'io lo apprezzo, è più freak. Allora, cosa volevo farvi vedere? Niente, sì, diciamolo già che ci siamo, no? Parliamo del gruppo, lo ricordo a tutti, ogni mese c'è il concorso, voi pubblicate le vostre foto, le foto vengono selezionate da una giuria interna, poi a fine mese 5 vengono selezionati da voi, chi vince vince la spatola d'oro e vince lo zaino, quindi state sempre connessi su questo gruppo che non solo impariamo ma giochiamo anche. Bene, allora andiamo ad applicare. A questo punto vi introduco uno sconosciuto, Paolo Sella. Buonasera a tutti. Mi sentite? Mi senti? Vi fa vedere. Ok, fantastico. Vi fa vedere l'applicazione di pelle d'elefante. Cominciamo ad applicare la prima mano. Come sempre lo lasciamo un po' tirare e poi andremo a bagnarlo. Vediamo. Ok. Allora, ovviamente la base di supporto su cui andrò a applicare l'istinto è sempre il nostro primus naturale. Una volta applicato il primus naturale con un rullo a pelo corto, andiamo a stendere l'istinto con la classica spatola di istinto che ci aiuta sicuramente ad avere un'uniformità di stesura del prodotto, di autolivellarlo in modo omogeneo, quindi fare molta meno fatica nella stesura e soprattutto poi di rimanere in questi consumi che si aggirano all'intorno ai 2 kg a metro quadro. Quindi in maniera molto semplice prendo la mia spatola, con la parte dentata vado a stendermi il prodotto
utilizzando i classici movimenti che si usano per quando si fanno le rasature, quindi semplici movimenti a incrociare. In maniera molto elastica, con tutta l'estensione del braccio, l'inclinazione della spatola bassa, in modo tale che la dentatura possa fare il suo lavoro di stesura e quindi proprio aiutarti nel miglior modo possibile di estendere nel modo perfetto istinto. Posso ovviamente andare anche con queste bracciate molto lunghe, in modo tale da aumentare notevolmente la tempistica del lavoro. Quindi vado a stendere prima di andarlo a tirare completamente, quindi pianificarlo, do una passata per proprio dare questa autolivellatura al prodotto, quindi tolgo le eccedenze di materiale. Questo lavoro lo fa la spatola, quindi tutto in modo molto semplice. Parte stondata e non faccio nient'altro che andare a togliere il disegno che ho creato con la rigatura. A questo punto aspettiamo qualche minuto che il prodotto perda un po' più di acqua, in modo tale da essere più facile l'azione del rullo per creare poi questa tramatura molto simile a una pelle di elefante. Quindi nel frattempo che il prodotto inizia a fare la sua azione, quindi che sta perdendo l'acqua, ci spostiamo dall'altra parte. Allora, riepiloghiamo questo lavoro, ragazzi, lo sapete fare tutti. Oggi abbiamo qua 230 persone, io credo che 235 lo sappiano già fare questo lavoro. Come sempre, si stende il prodotto e poi lo andiamo a lavorare in diversi modi. Pietra levigata lo lisciamo, bambù lo tiriamo con il nostro strumento, lo zaino lo tiriamo con l'altro strumento, la pietra spaccata. Quindi il sistema è sempre lo stesso. Anche estasi di marmo è sempre lo stesso sistema, quindi la grande forza di questo prodotto, che si chiama Segui il tuo istinto, è che con la stessa metodologia, con le stesse capacità che oramai avete affinato, perché il prodotto lo conoscete, potete fare un sacco di lavorazioni. Quindi adesso noi facciamo vedere una piccola chicca che magari non l'avete mai sperimentata, è questo fatto di fare un disegno all'interno di una parete. Quindi qui abbiamo ipotizzato questo tondo che abbiamo in quella camera da letto e adesso Paolo vi fa vedere quanto è semplice anche questa lavorazione. Semplicissima, abbiamo scelto ovviamente la dimensione del cerchio che volevamo realizzare, abbiamo puntato una vite con un laccio, abbiamo creato un raggio tale che ci potesse permettere di creare con facilità questo disegno, quindi attaccando una semplice matita, poggiandola e facendo questo gesto in questo modo, viene fuori un cerchio perfetto in 2 secondi in maniera molto semplice. La cosa che vi voglio ricordare è che qui stiamo andando ad applicare adesso istinto su una parete già trattata con una mano di istinto in versione opaca. Quindi qui sopra, una volta che il prodotto è veramente asciutto, una volta che abbiamo creato la traccia, abbiamo messo il nostro scotch per poi poter andare ad applicare istinto sempre nella versione pelle di elefante. Quindi non faccio nient'altro che riprendermi il prodotto,
sempre soliti movimenti molto ampi, stendo in questo modo. Azione sempre bassa in modo da calibrare nel modo giusto la quantità del materiale. Queste bracciate lunghe, in azione bassa, si continua a stendere. Sicuramente una delle cose che ti porteranno, diciamo, a poter aumentare o diminuire la dimensione del cerchio, ovviamente queste cose le farete voi insieme al vostro cliente, quindi magari portandolo a immaginare con voi quella che sarà poi l'esecuzione finale del lavoro. Sicuramente una delle cose molto belle da poter installare, come nel caso della fotografia che vi ho fatto vedere Giorgio, è proprio una testata del letto che dà maggiore importanza all'ambiente proprio con la struttura di questo semplice cerchio. Quindi non fate, con pochi gesti si ottengono capolavori. Anche qui posso tranquillamente stendermi il materiale su tutto il perimetro che ho disegnato, quindi vado prima a stendere per poi andare a togliere i segni di stesura della spatola dentata. Ok, siamo, Se avete qualche domanda, ovviamente scrivetela pure nella chat. Quindi anche qui, una volta finito il mio cerchio, parte stondata e vado a togliere tutte le imperfezioni, autolivellando il prodotto. Quindi parte stondata e vado a togliere.
Ok? Partiamo da qua, prego. Niente, adesso ti sei fatto la tua sudata, le tue 7 camicie, anzi la tua bella maglietta, ti sei fatta. Adesso lo lasciamo asciugare un po', giusto? Intanto possiamo andare di là. Poi lavarti le mani anche, tanto non c'è... Allora, vieni che devo fare un ragionamento perché c'è qualche domanda. Allora, la prima ho visto che qualcuno alza la mano perché ha da fare delle domande. Quello non funziona, dovete fare domande con il testo. Questo famoso chattare. Poi Stefano Pietrucci dice: vogliamo anche noi le magliette di Istinto, quella bellissima che c'è su il nostro Paolo. Quella maglietta qua è una maglietta che noi abbiamo fatto l'anno scorso quando abbiamo presentato Istinto 7. Abbiamo avuto qua 800 persone, quindi è stato un evento pazzesco. Diciamo che siamo andati un po' fuori dalle righe, qualcuno ha bevuto un po' troppo, e soprattutto i barman. Però è stato un bellissimo evento, è stato fatto ai primi giorni di febbraio, poi è arrivato marzo, sapete, scusami, non l'anno scorso, 2 anni fa. Quindi quelle magliette sono uniche, ci sono 800 persone che ce l'hanno, se proprio la vuoi devi fare un'asta, vedere se qualcuno te la vende, non so a che prezzo. Sì, addirittura in quel caso abbiamo messo anche il nome e il cognome del pittore, quindi è stata un'iniziativa molto particolare per quelli che hanno partecipato a questo incredibile evento, l'ultimo evento pazzesco che abbiamo fatto. Adesso una domanda tecnica. Claudio Perfetti dice: sei andato sopra Istinto direttamente? Non è meglio mettere Primus naturale prima di fare pelle di elefante? Questa è una domanda molto smart, bravo, sicuramente conviene. In questo caso noi eravamo su Istinto opaco, quindi era molto assorbente, non era lucido, e allora siamo andati direttamente. In un caso in cui invece abbiamo un istinto lucido, se per caso uno lo vuole fare lucido, meglio, in quel caso, meglio andare con Primus. Si vede che la sai lunga. Poi, devo dare 2 mani di colore diverso, distinto, per ottenere un risultato migliore, oppure no? Puoi utilizzare quella, la scelta del colore è molto personale, quindi devi decidere tu. Claudio Perfetti dice evento pazzesco, effettivamente sì. Viva i barman, vabbè, adesso qui siamo andati fuori di strada. Poi Marian Serban fa una domanda fuori dal tema, però gli rispondo, anche se ti ricordo, qualsiasi domanda ci chiami qua, qui Paolo ti risponde anche in diretta, anche guardandoti in faccia con questi strumenti. Sopra il pervetro si può andare con Primus aggrappante? Assolutamente sì. Giovanni dice: si riesce a fare una parete di 12 metri quadri di stesura o asciuga troppo per lavorare col rullo? Io direi di sì, però naturalmente la temperatura fa la differenza, quindi dipende da quando è la stagione. Noi diciamo sempre che il prodotto ti chiama, cioè quando comincia a tirare, lui ti dice vieni che è ora di lavorare. Allora io vorrei tornare un attimo però lì, poi dopo andiamo a vedere la lavorazione, perché quello che abbiamo visto oggi, cioè questa lavorazione e questo tondo che abbiamo fotografato, noi lo facciamo con pelle d'elefante perché è qua nel catalogo, ma nessuno vi impedisce, siccome non vi piacciono le regole, di fare uno zen qua o di fare una pietra spaccata. Immaginatevi un tondo con una pietra spaccata, oppure qui fate uno zen e qui fate un bambù. Qui ragazzi, questo è un invito a dimenticarvi le regole, andate oltre a quello che noi proponiamo, fate la vostra sperimentazione. Noi qui facciamo vedere qualche altro suggerimento. Qui per esempio, questo è molto bello, faccio una cornice, una grande cornice in pietra spaccata e nello stesso colore faccio la pietra levigata all'interno.
poi magari di fianco gli coordino sempre una pietra levigata più chiara ed è una cosa bellissima. Qua abbiamo fatto la stessa cosa, quindi pietra levigata, tiro 2 righe diritte, non ho neanche bisogno di fare tondo, che può essere un po' più complicato, faccio la lavorazione all'interno e ho questo gioco e voi potete permettervi con i vostri clienti di raccontare che il loro lavoro a casa loro è davvero totalmente esclusivo perché glielo state facendo voi con la vostra inventiva e creatività. Bene, bella questa premessa. Molto, molto. Allora, ci tenevo a dire, Giorgio, proprio per far capire alle persone la diversità degli assorbimenti che può determinare la calce. Io là sono andato sul primus naturale, quindi ho un assorbimento sicuramente più lungo, quindi una tempistica molto più lunga, mentre qua, andando direttamente sopra istinto versione pietra levigata opaca, l'assorbimento è più rapido. Quindi preferirei prima farvi vedere la tramatura con il rullo di pelle di elefante, visto che il prodotto, come diceva Giorgio, mi sta proprio chiamando a dire bagnami poco. E l'altra cosa molto importante è quella di tenere sempre umido il rullo, in modo da evitare che cosa? In modo da evitare che il prodotto possa aprirsi, quindi venire verso l'esterno e crearmi una tramatura non bella. Quindi io che cosa faccio prima? Innanzitutto, quando si utilizza l'acqua, mai a quantità e soprattutto mai così vicini, ma state distaccati in modo tale da dare le gocce che vadano a cadere sulla parete, quindi non si formano colature. A questo punto l'altra cosa che faccio è questa: inumidisco il rullo, faccio 1, 2, 3, inumidisco, 1, 2, 3, lo tengo sempre umido, vado a fare questi incroci molto casuali, quindi non sto seguendo uno schema, ma sto facendo semplicemente in modo di creare questi incroci con questo rullo che poi mi tireranno fuori questa cosiddetta pelle di elefante. Altra cosa che trovo veramente comoda è che proprio anche a livello di giunture sono praticamente pari a 0 e la cosa divertente è proprio continuare a fare questi incroci fino a quando poi uno non è soddisfatto della tramatura che viene fuori. Cosa, vi ripeto, importante è quella di tenere sempre il rullo umido. Una volta che avete creato questa tramatura su quasi il 99% del disegno, ok, quindi una volta che ho tramato il tutto, ultima bagnata e continuo a dare questi incroci in modo da creare questa simil pelle di elefante senza poi avere quel problema di, diciamo, appunto di, come si può dire, il termine? Aiutami. Esatto. Quindi una volta che avete disegnato tutto potete proprio continuare a creare questa tramatura. Ecco, scusami Paolo, ma prego. Se non mi piacesse il lavoro che ho fatto, cosa faccio? Io posso ributtare su materiale. Fammi vedere che butti su un po' di materiale. Facci vedere, qui sono i trucchi del mestiere, se non li facciamo vedere qua. Quindi qui adesso è un momento che possiamo permetterci ancora qualsiasi cosa. Non ci piace, esatto, qui non ci piace. Noi cosa facciamo? Torniamo sopra un po', questo magari lo sapete tutti, però
noi siamo qua per raccontare i trucchi, magari questa cosa a qualcuno è sfuggita. Francesco dice bisogna bagnare con semplice acqua. Sì, puoi farlo anche con lo spritz, però ti macchia ti macchia la parete. No, sì, certo, acqua va benissimo. Se fosse una tinta scura, l'acqua distillata andrebbe meglio, però vabbè, insomma, non stiamo qua a fare i complicati. Marian offre 200 euro e un tartufo per la maglietta di Paolo. Credo che abbia già accettato. Poi Francesco dice nel caso dei 12 metri chiudere bene l'ambiente e mettere un umidificatore, così riesce a lavorare su larga scala. Massimo Gallo dice ciao Massimo, non segui uno schema ma segui il tuo istinto. Esatto, come sempre. Fabrizio Casetti dice bagna con la birra. Esatto, partiti. Ecco, poi cos'è che volevo dire? Che mi sembrava che c'era una domanda, ma mi sa che mi è scappata via. Quindi vi ricordo, se mi scappa una domanda, non vi preoccupate. Domani è sabato. Lunedì chiamate qua e Paolo risponde. Ah, ecco la domanda, scusa. Abbiamo due domande. Il mobile. Franco vuole sapere se dovessi fare un mobile, sono gli stessi passaggi. Se un mobile in un legno assorbente, vai direttamente con il nostro Primus. Se è un mobile con una finitura molto chiusa, una finitura alla nitro o cose del genere, devi carteggiare, magari dare il Primus aggrappante. Poi dopo vai tranquillo. Poi qui c'è un 486808 che non so chi è, ma che si lamenta perché dice che Roberto Magliarella non gli dà la maglietta. Ma allora, insomma, si vede che lui è un po' uno spilorcio, però c'è qua connesso il tuo agente, Franco Marsili, chiedi a lui che ti troverà una soluzione. Dai. Oppure entra nel sito, vai nella nostra area di e-commerce e a prezzi ridicoli ne compri tutte quelle che vuoi. Allora, qua il Paolo sta facendo il pannello di prima, quello che abbiamo lasciato lì a rilassarsi, no? Perfetto, così adesso lo lasciamo asciugare anche lui e poi lo lisciamo. Allora, domanda. Questo effetto con il rullo va effettuato sulla seconda mano o va fatto già sulla prima? Allora, tu puoi farlo sulla prima. Per esempio, adesso Paolo, quel pannello lì l'ha fatto sulla prima mano, cioè lì sotto c'è il Primus naturale, è andato sopra con istinto e poi ci ha lavorato con il rullo. Vincenzo dice, i rattoppi fatti adesso con il rullo sono più evidenti del resto della parete, è normale. Certo, io gliel'ho fatto fare apposta, mi aspettavo questa domanda, bravo Vincenzo. Praticamente cosa succede? Se tu metti più materiale, naturalmente il disegno diventa più evidente. Anche qua te la gestisci tu. Se vuoi molto disegno, metti un po' più di materiale. Se metti che lo dai e in un punto non ce n'è abbastanza, gli dai sopra ancora un po' di materiale, ripassi col rullo e hai più prodotto. È tutto nelle tue mani. Come fai a capire quando è il momento di passare al rullo? Quando vedi che comincia a tirare, però non deve essere duro, perché se no, scusate il termine, mi evoca cose sbagliate, cioè l'istinto deve essere nella giusta consistenza, mettiamola così. A quel punto passi il rullo bagnato e ottieni il disegno. Francesco Marsili risponde sulla storia della maglietta. Non ho capito cosa dice, ma secondo me troverà una soluzione. Allora, bene, dove siamo arrivati? Abbiamo fatto questo che tra l'altro è anche molto bello. Questo qua secondo me l'hai caricato un po' di più di quello là, diciamo che perché quello là era tanto spazio. Esatto, esatto. Una cosa che sicuramente
po' diciamo penalizzato è il fatto proprio della tempistica più corta dovuta a un assorbimento maggiore, ma quello che, come dicevi tu poc'anzi, il fatto di poterlo tramare nel tempo giusto, quando il prodotto ha perso quei 10 minuti di acqua, sei pronto per fare questa tramatura. La cosa importante è l'acqua, tenere sempre bagnato il rullo in modo da non lasciare difetti di... Comunque, la cosa veramente importante è che avete ogni possibilità di rimediare, cioè il prodotto vi offre questa possibilità. E ripeto, la grandissima cosa di questo prodotto è che oramai è 10 anni che lo lavorate, lo conoscete benissimo. Quindi se fate un effetto nuovo, non dovete ricominciare da capo, sapete già tutto. Adesso ripeto l'esempio di Estasi, no? La lavorazione dammi un pannello, dammi uno di questi. Cioè, questo l'abbiamo presentato 2 o 3 settimane fa, ci sono i cataloghi in giro. Una lavorazione un pochino più raffinata, ma i fondamentali sono gli stessi, cioè la lavorazione distinto in una specie di pietra contemporanea obliqua. Quindi tutto questo lavorare, tutti questi effetti, che ripeto, potete fare tondi, quadrati, righe, sempre più creatività, sempre più non regole, ma sempre con la stessa tecnica, stessa tecnologia. Grazie Paolo. Bene, cosa ci tocca adesso? Vediamo se c'è qualche domanda. Allora, allora qui è ritornato il discorso, un applauso a Roberto Magliarella, sì va bene, comunque questa è una discussione di zona, ve la vedete tra di voi. Francesco Marsili gli risponde, Francesco ma telefonagli così la facciamo finita. Allora, si può fare anche con ipervetro alla fine? Marian te lo faccio vedere dopo. Filippo sei arrivato in ritardo, ci vogliono 2 mani, no, ci vuole una mano sola. Questo nel caso in cui vuoi fare il tondo, sotto c'è una mano di istinto normale e poi fai il tondo con pelle d'elefante, però è una tua scelta, con una mano sola va benissimo. Vi ripeto ancora un'altra cosa che vi ho già detto altre volte: alla fine di questo evento vi mandiamo una mail, in questa mail c'è un certificato di partecipazione, sotto ci sono tutti i link che vi servono, tra cui un link con tutti i video di questi corsi. Quindi se vi è scappato qualcosa, lo ritrovate lì. Ci sono tutti i video, oramai sono 7 eventi che abbiamo fatto, li trovate tutti lì. Quello che facciamo oggi dovete aspettare 2 o 3 giorni perché lo dobbiamo elaborare, ma tutti gli altri sono già pubblici, pubblicati, ma in una playlist riservata a soli professionisti, quindi solo per voi. Questa playlist la trovate solo cliccando su quella mail che vi mandiamo. L'ultima domanda, poi passiamo da Paolo. Quanto bisogna aspettare poi per la compattatura di istinto? Allora adesso, dopo che l'hai disegnato, lo lasci lì un po', lo stiamo lasciando lì un po', no? Quindi dipende dalla temperatura, e poi dopo Paolo vi fa vedere a schiacciarlo. Adesso cosa facciamo? Abbiamo qua un pannello che tu hai fatto ieri, che è asciutto, che è disegnato, adesso noi lo andiamo a colorare con Gioia. Però qui potete fare quello che volete, ancora una volta, Gioia di tutti i colori, di sicuro. Vetro, ipervetro lo facciamo vedere dopo, oppure lo potete lasciare così e lo finite, se aveste scelto, non so, questa tinta scura, andate sopra direttamente con vetro, anche quella potrebbe essere una bella soluzione. Anche la cera? Potrebbe essere anche la cera, assolutamente, diventa totalmente naturale, molto vero, molto piacevole. Allora, una cosa, oggi vi facciamo vedere l'applicazione di Gioia a rullo. Noi di solito Gioia la lasciamo applicare come volete, pennello, guanto, spugna, ognuno di voi oramai ha capito e ha il suo sistema. Non vi vogliamo cambiare il sistema, fate come volete. Ma noi adesso usiamo rullo perché con rullo abbiamo visto che facciamo prima. Siamo qua a insegnarvi i trucchi, adesso ve lo facciamo vedere.
solito gioia diluito al 30% d'acqua, in questo caso ovviamente come una vaschetta in modo da avere la vita più semplice nella stesura con il rullo. Dopodiché io sto utilizzando un rullo che solitamente uso per la via lattea, un rullo a pelo corto, intingo, quindi faccio in modo di distribuire il prodotto in modo omogeneo anche sul rullo, e a questo punto non faccio nient'altro che ripetere i gesti che ho ripetuto quando ho applicato la tramatura con la pelle di elefante. Quindi in maniera molto semplice, molto rapida, si vanno a ovviamente fare tanti metri quadri più veloce, ma soprattutto ad avere già un prodotto quasi completo con una sola mano, semplicemente andandolo a caricare e incrociando i movimenti. Poi se la parete necessita un secondo passaggio, perché magari c'è qualche zona che rimane meno coperta, ovviamente un secondo passaggio va a dare una miglioria su tutto, uniformando l'effetto. Dopodiché, una volta che il prodotto è asciutto, sarà pronto per essere anche finito con le varie finiture che proponiamo. Quello che vedrete dopo stasera sarà proprio l'applicazione del ipervetro sopra la pelle di elefante. Prego, sì. Allora, prima di tutto Riccardo, pelle d'elefante, ipervetro opaco, una bomba. Allora, sì, pelle di elefante, ipervetro opaco, quando metti ipervetro opaco è uno spettacolo perché c'hai un touch pazzesco. Allora, Carlo, assolutamente sì, ti facciamo rientrare, però dobbiamo capire cosa succede. Magari scrivi una mail sempre a Fabio Modica, che lui ti risolve tutto. Lui è come Mario Draghi, arriva lui e risolve tutto. Quindi se avete un problema chiamate lui, che non c'è nessuna difficoltà. Troppo bello. Perfetto. Quale colore di gioia stai usando, Paolo? Il 2NA. Il 2NA. È lo stesso colore della pasticca che trovano nello zaino. Ah, ecco. Perfetto. Allora, a rullo su una parete grande ci sarebbero difficoltà a livello di giuntura. No, anzi, quello che noi abbiamo trovato con questo rullo che stiamo usando adesso, che vai via come un treno e non hai nessun problema di giuntura, anzi applichi a caso e hai un risultato eccezionale. Bene, adesso questo colore è lo stesso, giusto? Esatto, questo però ancora bagnatello. Esatto. Mentre di qua abbiamo ovviamente il prodotto completamente asciutto. Allora, cosa succede? Cosa vi stiamo facendo vedere? Che quel pannello lì è ancora bagnato e quindi non possiamo farvi vedere ipervetro su quel pannello. Abbiamo preparato un pannello asciutto e a questo punto andiamo ad applicare l'ipervetro, anche perché è sempre un prodotto che tutti sono curiosi di saperne di più. Ok? Quindi facciamolo vedere un'altra volta, vai. Allora, prima di tutto, ipervetro, componente A, scusatemi, componente A, che è quello gelatinoso, componente B, che è il componente liquido. Quindi che cosa vado a fare? Una cosa anch'essa semplice, quindi apertura della latta e prima di miscelare i componenti, componente A, lo andiamo a smuovere in questo modo, lui si lascia andare tantissimo, essendo di formulazione tixodropica, vuol dire che con più lo snervi lui più si lascia andare, quindi in maniera semplice lo si snerva.
Fatto questo, vado a mettere all'interno il componente B, quindi quello liquido. Ok, si miscela bene il tutto. Quindi facciamo in modo che... Ecco, scusa Paolo, intanto che tu misceli, io devo rispondere a due domande che sono rimaste indietro da prima, da Gioia. Antonio mi dice, Gioia, va diluito col rullo o meglio così com'è? Meglio diluito assolutamente sì, perché entra di più dentro nei buchini che tu hai fatto con il rullo di pelle di elefante. Invece Luciano dice, una volta steso il materiale e poi col rullo, non serve lucidare con la spatola. Tu Luciano ti stai riferendo ancora a distinto. Noi adesso, dopo che purtroppo avendo questa sequenza di tempi, dobbiamo saltare un po' di qua e di là. Quindi noi abbiamo, Fabio vieni da me un secondo, noi abbiamo fatto il pannello, lo abbiamo rullato e certamente adesso va lisciato, però stiamo aspettando che lui tiri ancora una volta. Quando lui tira noi passeremo con la spatola e magari anche un po' d'acqua, vediamo in base alla situazione, e lo andiamo a lisciare in base a come vogliamo, perché noi potremmo lisciarlo molto, lisciarlo a chiazze o lasciarlo molto a rilievo, quindi questo è nella tua facoltà ancora una volta di decidere come fare. Quindi questo è quello che va fatto, poi ve lo facciamo vedere. Ma per questioni di tempo, intanto che asciugava, noi siamo andati avanti, quindi ti abbiamo fatto vedere l'applicazione col rullo di Gioia, che è un trucchetto simpatico che vi può far guadagnare del tempo. E adesso Paolo vi fa vedere... Cosa hai fatto Paolo? Ah, scusami. Una delle cose che sicuramente può servire per l'applicazione di ipervetro è dei guanti, anche se poi in realtà vi farò vedere come si puliscono molto velocemente gli attrezzi. Quindi una volta miscelato il prodotto ovviamente ha un suo tempo di lavoro, quindi siamo intorno ai 45 minuti di lavorazione. Spatola, consiglio che do, la classica spatola che usate per la terza mano di spatola stucchi è perfetta, quindi una bella spatola con la sondatura pronta, dopodiché prendo l'ipervetro e lo vado ad applicare, e anche qui in maniera molto semplice lo vado a far penetrare nel supporto, l'effetto cambia tantissimo, diventa ancora più diciamo visiva la matura di questa pelle di elefante, e come vedete anche questa finitura in realtà è una finitura che io la trovo molto idonea per quando si applica ipervetro, perché si lascia lavorare molto bene, quindi non fate fatica a togliere dei segni di lavoro. Una mano è già più che sufficiente. È chiaro che se uno vorrebbe avere più spessore, quindi avere più una visione ancora più a specchio, dopo 24 ore si può dare una seconda mano aumentando lo spessore di ipervetro e dando proprio diciamo ancora maggiore profondità alla finitura. Intende che è una meraviglia. Allora, tanto che Paolo finisce di stendere, rispondo. Prima di tutto,
Torno un attimino su Gioia, giusto? Gioia diluito al 30%, sì. La pittura Gioia si può dare senza nessun fondo, si deve dare senza nessun fondo, assolutamente. È bellissima così com'è. Adesso andiamo alle domande di Ipervetro. Allora, Ipervetro è un prodotto bellissimo, ha delle caratteristiche tecniche meravigliose, un prodotto che va conosciuto e dominato un pochino. Allora, intanto lo dico, continuo a dirlo, non è un obbligo dare Ipervetro, cioè se voi volete un bel effetto lucido, andate direttamente con vetro lucido e dato in diverse mani avete già una grande impenetrabilità. Certo, Ipervetro è molto più forte, più resistente, resiste al calore dato in orizzontale, ci puoi andare sopra, ti casca sopra il sugo caldo, non succede niente, insomma è un di più, ok? Va conosciuto. Allora, speriamo di farvelo conoscere. Quanti metri quadri si possono fare con Ipervetro? Dipende dai buchini che tu hai fatto nel disegno. Se tu in questo caso hai fatto un po' di buchini profondi, lì dentro ci va Ipervetro. Se tu facessi lo zen ci vuole tanto Ipervetro. Se tu fai una pietra levigata ci vuole pochissimo Ipervetro perché resta immediatamente chiuso senza bisogno di tanto materiale. Quanto tempo di lavorazione ha Ipervetro? Diciamo normalmente dai 20 ai 30 minuti, quindi se fai 1 litro hai il tuo tempo per lavorarlo. Miscellanea di 2 componenti per vetro si può conservare, dice Walter. No, assolutamente. Una volta che l'hai miscelato, lui fa questa reazione perché è una resina epossidica e quindi quello che avanza purtroppo lo devi buttare. C'è una soluzione che è quella di dividere in 2. Infatti dopo mi arriva un'altra domanda. Come si fa a dividere Ipervetro? Allora, il rapporto tra A e B non è 1:2, quindi non fatelo, perché se fate il rapporto 1:2 vi trovate con la catalizzazione sbagliata. Invece c'è un bellissimo video che abbiamo fatto sul nostro YouTube. Ci ricordiamo di mandarlo nella mail, il link del video per spiegare come dividere Ipervetro, perché c'è un paio di trucchetti lì che sono molto importanti e ti rendono la vita semplicissima, altrimenti ti fuma il cervello per fare quel lavoro. Cosa si usa per la pulizia degli attrezzi? L'alcol. Si può applicare l'Ipervetro a rullo. Ho sentito qualcuno che l'ha fatto, noi non lo facciamo, quindi io direi di no. Con che spatola si applica Ipervetro? Più la spatola è liscia e più hai un ottimo risultato. Consumi su pietra spaccata, ho appena risposto. Filippo dice lui fa 6 metri quadri. Grazie. Amabile Pancione, che poi un giorno altro mi dovrai spiegare perché ti chiami. Perché ti... Ma c'è il Pancione o è proprio Pancione di cognome? Oh, finalmente lo so. Ciao, Pancione, e complimenti a tuo padre che ti ha chiamato Amabile, perché è un nome così è indimenticabile, peggio di Giorgio Graydon, incredibile. Allora, Luciano, dopo data la prima mano di Ipervetro, si può dare la seconda mano a distanza di 2 settimane? No, a meno che non dai una carteggiatina. Quindi la seconda mano o la dai il giorno dopo, il prodotto è ancora possibile di una sovrapposizione, oppure se aspetti 2 giorni è meglio che dai una piccola carteggiata e poi dopo a quel punto puoi dargli la seconda mano. Anzi, dirò, se gli dai una carteggiata, magari gli togli anche qualche difettino, è anche meglio. Poi, è consigliabile passare prima il fondo vetro liquido? Allora, su questo stiamo preparando una riunione specifica, così andiamo a chiarire tutto, ma ve la faccio semplice. Se voi date Gioia sotto, quindi istinto Gioia, potete andare sopra direttamente con Ipervetro, non c'è nessun problema. Se invece voi volete dare Ipervetro sopra istinto che non ha un isolamento sotto, che quindi è molto assorbente, in quel caso
non viene un buon risultato. Si può fare, ma non viene un buon risultato. Allora bisogna isolarlo con vetro e ci stiamo organizzando, nelle prossime settimane vi facciamo una super dimostrazione per chiarire fino in fondo questo concetto. Questo ho già risposto, la seconda mano. Se dovessi, Giuseppe dice, se dovessi preparare solo un terzo di ipervetro, come si fa la proporzione? No, siamo arrivati a un mezzo e lo trovi in questo video che ti mandiamo. Ipervetro è perfetto anche per il bagno, sì, non per il pavimento, per le pareti, sì. È consigliabile all'interno della doccia, è molto indicato per l'interno della doccia, rende la parete totalmente impermeabile e ha tante altre caratteristiche in più che sono scritte nella scheda tecnica, cioè è un prodotto catalizzato, quindi è completamente chiuso, molto resistente. Allora, se dovesse esserci questo, Federico, grazie per la domanda, dice, se dovesse esserci qualche punto in cui il ipervetro a distanza di tempo risulta un pochino appiccicoso ancora, cosa fare? Allora, prima di tutto, se risulta appiccicoso, c'è una semplice risposta. Non hai miscelato bene, magari ti è rimasto un pezzettino che non ha fatta quel lavoro di catalisi, di mescolare la componente A con la componente B, allora resta appiccicoso. Cosa si fa? Si passa un po' di acetone, se non sbaglio, mi correggi Paolo, acetone? Sì. Pulisci via e poi vai sopra con un'altra mano. Poi il trucco della bilancia, pesare i componenti per una mano all'altra. Dovete guardare quel video che vi ho detto, ve lo mandiamo. Allora, Christian dice, volendo si può fare levigata e la trama di pelle di elefante con ipervetro e rullo, è quello che abbiamo presentato adesso. Giorgio, cosa devo fare per avere lo zaino con i dépliant e il rullo di pelle di elefante? Allora, lo zaino è facilissimo, vai sul nostro, chiedi al tuo rivenditore, se non ce l'ha, vai sul nostro sito, c'è l'e-commerce, non credo che abbiamo un rullo di elefante in vendita sull'e-commerce. Da lunedì te lo faccio mettere in vendita, così se per caso non lo trovi dal tuo rivenditore lo puoi trovare direttamente sul nostro sito. Poi Stefano dice, esistono le app di proporzione, metti dentro la proporzione di ipervetro e poi metti dentro la quantità che vuoi fare e la app ti dice, questa non la sapevo Stefano, grazie ma non la sapevo. Giorgio dice che mi vedi in forma, sì, sono andato io dal parrucchiere, era un anno che non andavo, avete visto il film di prima, non andavo senza capelli, adesso avevo i capelli di un anno di quarantena, l'altro ieri sono andato al parrucchiere. Poi Emilio dice direttamente su istinto diventa macchiato. Esatto, è quello che ti ho detto prima Emilio. Per andare direttamente su istinto bisogna fare una preparazione con vetro e bisogna farla anche bene, quindi seguici che ti facciamo proprio una riunione apposta perché questa cosa la vogliamo chiarire fino in fondo. Salvatore ha fatto un bagno di pelle di elefante di recente e risulta fantastico, cliente entusiasta. Non ho dubbi. Si può applicare sulle piastrelle? Allora, per andare sulle piastrelle noi abbiamo un sistema, si parte dal primus aggrappante, anche lì ci stiamo preparando per fare una bellissima riunione per spiegarvi tutto sulle piastrelle. Comunque si va sopra col primus aggrappante e poi dopo lo finisci con ipervetro. Come posso levare ipervetro fatto un anno fa? Ah, complimenti. Semplice, dai una carteggiata, gli vai sopra con un primus qualsiasi e va benissimo. Ipervetro resiste al calore delle pentole per i piani cottura, c'è una scheda tecnica sul sito, devo dirti di sì, però per essere tu tranquillo, vatti a spulciare la scheda tecnica. Poi Muscalu Marius è riuscito a dividere ipervetro in 4 parti, bravissimo. Ipervetro è assolutamente antigraffio, Christian, certo. Qui c'è una domanda che non capisco. Su ipervetro posso dare un ulteriore protettivo tipo vernice bicomponente? Certo, però ipervetro è già una vernice bicomponente, quindi non ne vedo tanto il senso, ma tu
se hai delle ragioni tue puoi farlo. Con il tempo ingiallisce? No. Noi abbiamo fatto di tutto per non farlo ingiallire. Quindi oramai è 3 o 4 anni che ce l'abbiamo, problemi non ne abbiamo mai avuti. Sono già disponibili i cataloghi di Estasi dai tuoi rivenditori? Sì. Miscelando ipervetro A e B con una frusta ed avvitatore va bene? Io direi che se fai a mano è anche più artistico, dai. Allora, Giorgio, sull'e-commerce trovo le magliette e i pantaloni, ma non trovo le spatole e i pennelli. Come mai? Perché le spatole e i pennelli ce l'hanno i rivenditori. Adesso noi qualche articolo che magari sono tutti i rivenditori hanno, lo mettiamo. Però ad oggi le spatole e i pennelli non le abbiamo mai messe. Vediamo, magari in futuro vediamo se vale la pena di mettere anche quelle sull'online. Raffaele dice, l'ho fatto con vetro. Ecco, vedi, Raffaele di cognome Infante, ha avuto questo problema, cioè ha fatto istinto, poi non ha messo gioia, è andato sopra con vetro e poi con ipervetro e ha avuto qualche macchia, perché bisogna farlo bene quel lavoro lì. Quindi adesso ci organizziamo, facciamo una bella dimostrazione di come farlo. Bisogna riempire bene con vetro, vi spieghiamo bene. Poi Salvatore sta facendo un box doccia su piastrelle con Zen, presto le pubblico, bravo. Gioia a sabbia si può passare per vetro. Probabilmente intendo fili di seta, si può passare per vetro. È un po' complicato perché fa molto spessore. In una parete con cemento naturale ho passato cera del vecchio dopo circa 6 mesi. Il cliente vuole passato ipervetro. Cosa devo fare? Sì, devi carteggiare assolutamente, devi togliere la cera, perché per quanto ipervetro aggrappi molto, ma se c'è la cera non va bene. Allora, è molto resistente al calore, l'ho fatto a casa mia e garantisco che va benissimo, bravo. Stefano dice che con una frusta si può fare, ma serve la frusta da resina possidica. Ma fatela a mano, che problema c'è? Su spirito libero, ipervetro può dare problemi? Vige lo stesso discorso. Se lo dai senza gioia, devi fare una bella preparazione. Emilio dice, fatta a 4 ipervetro su piano cottura senza problemi, anche mia moglie non reclama. Se tua moglie è contenta, vuol dire che è perfetto, non c'è niente da fare. Bene, allora cosa dici Paolo? Stai chattando perché ti sei stufato? Un po' il telefono, perché si scarica del tutto. A questo punto dobbiamo dare la lisciatina, giusto? Esatto. Allora, aspetta un attimo. Quindi riepilogo. Abbiamo fatto tutte le lavorazioni, come abbiamo detto prima, quando istinto comincia a indurire, è il momento che possiamo andare a schiacciarlo. Quanto? Poco, tanto, a chiazze, uniforme, lo dovete decidere voi. Il touch è quello che il prodotto può essere inizialmente schiacciato, anche perché anticipare la schiacciatura vuol dire cancellare quello che si è disegnato, quindi io dico sempre, voi lo toccate in questo modo. Quando tu tocchi istinto e non ti sporchi, quindi non ti lascia né l'impronta e soprattutto lo tocchi, non ti sporchi, questo è il momento che il prodotto ti sta chiamando. Sempre poca acqua e, come diceva Giorgio, poi sei tu che decidi fondamentalmente che schiacciatura dare, se lasciare delle zone più schiacciate, meno schiacciate, quindi è una cosa che puoi tranquillamente decidere, soprattutto coinvolgendo magari il tuo cliente, facendolo poi partecipe del lavoro che stai facendo. Modo molto semplice, con la parte sfondata vado proprio ad abbassare queste crestine, mi daranno poi, porteranno fuori la cosiddetta pelle di elefante. Poi, essendo un prodotto a calce, con più lo vado a solleticare con la spatola e più posso aumentare sia la liscezza del prodotto, ma soprattutto proprio la lucidità, quindi andare proprio a lucidarlo, proprio perché essendo calce
tenderà a diventare anche più lucido. Questo lo potete sempre scegliere voi durante questa fase di compattatura del materiale. Arrivo. Prego. Allora, adesso riepiloghiamo. Questo l'abbiamo compattato, l'abbiamo lisciato, lo lasciamo asciugare. Esatto. Gli diamo gioia, cera, vetro, ipervetro, quello che vuoi, e poi andiamo a strappare il nastrino, giusto? Esatto. Quindi noi oggi non lo facciamo, non possiamo farvelo vedere perché è bagnato. Però tagliamo un pezzettino di nastro, almeno per far vedere la sensazione di cosa succede, no? Assolutamente. Una delle cose, per esempio, quando si rimuovono i nastri, non è spram. Accompagnate sempre il movimento in modo tale da tracciare una riga perfettamente dritta, e poi siete comunque sempre vicini a, diciamo, al nastro per capire se state tirando troppo, magari, che ne sapete, un po' più secco, può tirare, invece così siete sicuri al 100% che fate un lavoro fatto bene, e soprattutto se mia mamma mi avesse dato qualche centimetro in più, eccomi qua. Quindi qui abbiamo la sensazione del lavoro fatto, e questo lo possiamo colorare, proteggere come vogliamo. Poi strappiamo il nostro nastro e abbiamo questo disegno. Se volessimo fare un taglio per così sarebbe bellissimo, se volessimo fare delle righe per così sarebbe bellissimo, se volessimo fare un tondo qui e un tondo qui, ragazzi, non ci sono regole, ok? Quindi avanti per questa strada, stupiamo i nostri clienti. Adesso vi faccio, tra un po' vi faccio vedere la pubblicità, di quello parliamo. Allora adesso possiamo tornare, andiamo a lisciare anche questo. Questo pannello era un po' più disegnato perché Paolo l'ha riempito un po' di più, e quindi ci vuole un po' più di tempo per essere lisciato, ma ci siamo, giusto Paolo? Sì, anche qua. Bagnatina. Bagnatina. Prendo. Stop. Facile. Molto. Facile e di grande effetto. Allora, abbiamo qualche domanda. Davide, bellissima. Ipervetro resiste a limoni e profumi. Profumi solo di quelli buoni, Armani, quella roba lì. No, certo, assolutamente. Ripeto, vai a guardare sulla scheda tecnica, ma ipervetro, ripeto, non è necessario. È bello perché c'è questa sensazione di vetro, ma è molto performante, quello sì. Ma va messo se ne avete bisogno, altrimenti è un lavoro importante ed è anche costoso, quindi non va fatto per forza, insomma, va fatto quando è necessario farlo. Roberto Ferrieri fa la doccia tutti i giorni con ipervetro ed è fantastico. Ma fai la doccia con ipervetro così? No, scherzo. Allora, qual è la differenza tra usare istinto colorato e dare una finitura con gioia colorata? Allora, istinto lo dai colorato quando lo finisci di quel colore. Quindi se per esempio vuoi mettere la cera, assolutamente usi istinto colorato. Se invece tu usi gioia, puoi mettere tranquillamente istinto bianco, costa meno, è più facile e tutto è più tranquillo. Quando tu però, appunto, soprattutto con la cera, cioè istinto colorato, soprattutto con la cera, oppure se vuoi metterci direttamente vetro sopra senza mettere gioia, che non è facile. Ecco. Quindi la strada che consiglio è istinto, gioia come colore, se poi dopo lo vogliamo finire con vetro o con ipervetro. Allora, non crea problemi togliere il nastro con istinto completamente asciutto? Sì, bravo. Se lo lasci lì tanto,
certo, più lo lasci lì e più c'è il problema. Poi è molto relativo al tipo di nastro che tu stai usando, ma lì non siamo arrivati ancora a dare i consigli. Dovete sapere voi qual è il nastro giusto per fare quel lavoro lì. Poi, istinto, ciclo state elencando, parete bagno, piastrelle intonaco, appare il vostro aggrappante, consigliato un'umidità superiore al 5%, una barriera. Questa è veramente complicata questa domanda. Costantino, scusami ma non riesco a risponderti. Puoi provare a chiamarci lunedì e vediamo di darti una risposta. Oppure se aspetti il prossimo evento ti raccontiamo, andremo dentro nei dettagli di tutte queste cose qua. Di quanto schiarisce istinto colorato? Istinto colorato schiarisce molto perché è un prodotto naturale, un prodotto alla calce. Vincenzo, io la doccia l'ho fatta stasera con ipervetro, mi era macchiata la maglia di iper. Ad un tratto ho sentito un calore infernale sulla pancia. Martino, Giorgio, ottima mossa alla pubblicità. Molti clienti cercano prodotti non eccellenti solo perché visti in TV e magari non conoscono il drive. Perfetto. Filippo, mi sono perso l'evento di Estasi di Marmo. Ci saranno altre occasioni? Allora, Filippo, ti racconto un trucco. Quando ti arriva la mail, sotto c'è il link con tutti i corsi. C'è anche il corso di Estasi di Marmo, quindi te lo vai a riprendere e te lo rivedi. Emilio si aiuta col taglierino per togliere il nastro. Vedi che è venuto fuori un bel... Vedi a cosa servono questi meeting qua? E arrivano i consigli, no? Raffaele dice, secondo me istinto colorato è preferibile alla cera colorata per un effetto più omogeneo. Ottimo consiglio anche questo. Bene, allora direi che ora abbiamo fatto? 18:51, qua bisogna sbrigarci. Dobbiamo andare a vedere la partita, ragazzi. Allora, passiamo al punto 2 della riunione, parliamo della campagna pubblicitaria. Allora, c'è la moglie di Michelle che vuole far vedere qualcosa, ma non riusciamo a vederti. Tu scappi, guarda come scappa. Vabbè, dai, stiamo seri una volta tanto, dai, anche se non ci piace. Andiamo alla campagna pubblicitaria. Adesso qua dalla regia mi dicono che sta per cominciare la partita, quindi un augurio a tutti. Forza Italia! Forza Italia! Ragazzi, ciao Franco Marsini!